tutti i capoluoghi di provincia e nelle località di villeggiatura. Cerca il gazebo su www.vieniafirmare.org oppure chiama il numero 02 66 234 234 02 66 234 234. Firma, firma, firma! Buongiorno, bentrovati con Alfredo Lissoni. Il numero di telefono per intervenire è lo 0266203529. Anche oggi parliamo di referendum, ma non solo, perché non sarà ovviamente l'argomento centrale di questo spazio fino alle 11. Poi arriverà Alessandro Morelli a proseguire le nostre trasmissioni. Vi ricordo che nonostante il grande successo che stiamo riscuotendo per i referendum, oggi e domani sono gli ultimi giorni utili per andare a firmare, quindi siete tutti invitati. Il bel tempo poi aiuta, quindi vale la pena. 6 referendum di libertà per cancellare la legge Fornero. A proposito, lo sapete che in Regione Lombardia il PD ha cercato di farla saltare questa cosa? E poi il 6° quesito referendario, che è particolarmente pressante, visto che tutti i giorni arrivano 1000, 2000, 3000 clandestini, migranti o come vogliamo chiamarli, sulle nostre coste. Prima hanno detto che la Sicilia non ce la faceva più, era arrivata al collasso, che Lampedusa non ce la faceva più, hanno cominciato a mandarli a Milano, l'hanno risolta così. Quindi il 6° quesito referendario, quello aggiunto più recentemente, per il quale ci sarà tempo ancora a giugno, per tutto giugno, per firmare, è reintrodurre il reato di clandestinità. E gli altri 4 quesiti, oltre a quello della Fornero ovviamente, la prostituzione legale, l'abolizione delle prefetture, la libertà di espressione e no i privilegi agli immigrati. Sabato e domenica si potrà per l'ultima volta firmare ai gazebo nei capoluoghi di provincia e nei luoghi di villeggiatura, che per conoscerli c'è un sito internet che è vieniafirmare.org per conoscere dove sono questi gazebo, oppure potete chiamare lo 0266 234 234 per parlare con i nostri centralinisti e le nostre centraliniste, che vi sapranno dare le indicazioni. Come sempre la Padania tutti i giorni pubblica un elenco di gazebo. Oggi vedo per esempio quelli della Liguria, della Martesana, Como, Lecco, Milano, Torino, Verona, Sondrio, eccetera. Insomma, anche qui ci sono tanti gazebo per andare a firmare. Particolarmente importante, vi dicevo, la sinistra ha cercato di affossare questa cosa in Regione Lombardia per quanto riguarda la Fornero. Strano, la sinistra non la capisco più, non era quella che doveva difendere i lavoratori, il popolo, la base, il proletariato. Adesso niente, hanno cercato di fare opposizione in consiglio regionale, non hanno i numeri, quindi questa cosa non è passata, ma in buona sostanza, detto proprio in parole molto semplici, hanno cercato di segare il quesito referendario, che invece ha riscosso l'approvazione del Consiglio regionale. Poi è chiaro che non tocca a loro l'ultima parola, ovviamente c'è tutto un iter che deve andare avanti, però insomma sarebbe bello che le forze politiche di destra e di sinistra appoggiassero una battaglia che è importante, ma del resto non si può nemmeno pretendere che la sinistra, che la legge Fornero l'ha votata, perché il governo Monti era appoggiato da PD e PDL, insomma ovviamente non si tirano indietro su questa cosa. 0266203529 il numero per intervenire, gli sms al 346 6427 756. Nel frattempo sono arrivati diversi sms, immagino anche per commentare le notizie della rassegna stampa del collega Citterio. Ma chi ci crede al 40% di Renzi? Il Partito Democratico è un vero esperto di imbrogli e brogli alle urne, vedi tutte le loro primarie, sono così esperti da far bloccare anche le europee e le comunali. Mi rifiuto di pensare che il popolo tartassato e mazziato voti per il suo carnefice. Veneti, adesso vi voglio vedere per l'indipendenza dopo il voto ai rossi beceri comunisti, ci scrive Mary da Vicenza, credo. Ecco, qui si potrebbe fare una riflessione, perché Matteo Renzi è tutto bello gasato per il 40% che ha ricevuto, ma signore, poi si fa presto a fare i conti. Allora, il PD era più o meno al 21%, si è ritrovato a raddoppiare i voti, quindi c'è un 20% da spiegare. Forza Italia è scesa dal 21-22 al 16 e sono 5 punti. Il
partito di Monti, che poi erano in realtà i finiani e i casiniani assieme, dal 10% è sceso allo 0 e qualcosa, siamo già a 15 punti, e poi c'è una parte di grillini che hanno perso anche lì 4 punti, si fa presto arrivare al 40%. E allora, come dice Beppe Grillo, ma mi spiace citarlo, mi sa che Renzi non è stato votato dai giovani, ma è stato votato dagli anziani, quegli anziani che hanno sostenuto Monti, che hanno sostenuto Berlusconi o che hanno sostenuto Grillo. Quindi poi si potrà entrare nel dettaglio su questa cosa, ma prima voglio sentire una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Sergio da Lumezzane. Salve Sergio. Buongiorno. Padania libera. Sempre. Io posso fare delle proposte ai padani, ai sudditi padani, perché adesso siamo sudditi del giuccetto rosso, come lo chiamo io, Renzi. Quando lo vedete in televisione cambiate canale. È la cosa che bisogna fare, che io faccio, appena lo vedo cambio canale, perché... ma è su tutti i canali, accidenti. Sì, esatto, si cambia. Andremo, non so, spegneremo la televisione. Giustamente, perché bisogna far così, perché bisogna cominciare a far così, perché se continuiamo così siamo messi molto male, perché ci vogliono togliere le regioni. Ho sentito dai suoi tenenti, così, ho sentito che vogliono anche togliere anche le regioni. Ma sì, togliamo tutto, no? Vogliono la libertà, giusto, di esprimersi, però sì, suona il telefono, questo è un classico. Aspetta, no, niente. Stavo dicendo... Sì, per la legge della sfiga è un classico, quando uno ha il telefono, la legge di Murphy, infatti. Riesci a concludere l'intervento? Sì, aspetta. Sì. Allora ma porco. Vabbè, il bello della diretta, succede. Stavo dicendo che propongo a tutti quelli così, perché bisogna fare così. Adesso non è che... Adesso abbiamo anche molti podestà, che in Lombardia soprattutto adesso i podestà di Renzi, che adesso dobbiamo supportarci anche quelli lì. Io li chiamo podestà dei sindaci, non so più, sono alla dipendenza del Ducetto lì, e bisogna combattere quelle cose lì. Io spero che i padani si impegnino in quella cosa lì. Io la vedo così. Speriamo, infatti, grazie. E speriamo che la scuola italiota esca subito. Va bene. Ciao, ciao Padania Libera. Ciao, grazie Padania Libera. Allora, però, rispetto a quello che dicevo prima, secondo me una volta di più, e questo è passato sotto silenzio, ha vinto l'astensionismo, quindi una volta di più invito i nostri radioascoltatori, visto che in tanti non sono andati a votare, poi c'è sempre questo cattivo uso, questa brutta abitudine dell'elettorato di centrodestra, che ai ballottaggi non vanno mai, se ne vanno in vacanza, eccetera, poi piangono e si lamentano se le cose vanno a catafascio. No, bisognava andare a votare. Ancora una volta c'è stato un astensionismo molto forte del 50%, per cui non è che il PD da un certo punto di vista è salito perché ha catturato l'elettorato indeciso che non votava, ha semplicemente strappato, e non è poco, perché un 20% quasi di elettorato ha strappato i voti agli altri, ai montiani, ai berlusconiani e ai grillini. Devo dire che ho provato a guardare un po' anche come si muove Renzi, come si atteggia Renzi, mi sembra un po' un giovane Berlusconi, anche lui gesticola, fa le battute, sorride, ammicca, eccetera. Indubbiamente ha una grande verve, riesce a essere seducente nei confronti degli elettori, però ricordatevi che già il 16 c'è da pagare la Tasi, arriva l'acconto, quindi sono finite le belle promesse, le illusioni sono sparite, il pifferaio magico resta e le tasse arrivano belle e puntuali. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sono in diretta. Sì, buongiorno. Buongiorno, Ivo di Verona. Comunque volevo dirvi una cosa, che ci sono tanti giovani che mi chiedono la bandiera del Veneto. Sì? Voglio dire, poi volevo dire un'altra cosa, non si può far venire Renzi in radio. Facciamo una proposta, facciamo noi le domande. Mi sa che non viene. Io provo, però. Va bene, dai, comunque Padania bella e libera sempre. Grazie, ma io ho provato in passato tante volte a mandare, non è che uno può parlare con Renzi, si parla con i loro segretari, con gli addetti stampa, eccetera. Ho mandato comunicazione a vari pezzi grossi, onestamente l'unico che aveva accettato poi di parlare a Radio Padania era stato Di Pietro, tutti gli altri non ci vengono nella tana del lupo, anche perché mi sa che sanno che gliene diremmo di tutti i colori, anche gentilmente, però insomma è facile farsi intervistare solo da giornali amici e da TV amiche. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Salve, sono Giorgio da Milano. Salve Giorgio. Allora, riguardo alla telefonata che è arrivata precedentemente del signore che ha detto quando c'è Renzi in televisione spegniamo la televisione.
Ottima proposta, soprattutto molto intelligente. Praticamente farebbe come il mio cane quando lo devo portare a vaccinare, no? Mette la testa sotto il cuscino e dice: se io non vedo il veterinario, lui non vede me. Invece le cose sono un pochino più complesse. Quanto alle elezioni, ricordo che soltanto 6 mesi fa l'Italia pareva vivere una situazione pre-insurrezionale. I forconi che bloccavano le strade, gli indipendentisti che facevano un referendum via internet dove risultava che l'89% erano favorevoli alla secessione, l'arresto di 24 indipendentisti in Veneto, poi si va a votare e il Veneto, ma più o meno tutta l'Italia, cosa fa? Vota il partito più statalista, più corrotto che è sul mercato. Quindi, signori, voi fate anche perdere la voglia di essere martiri, perché i martiri si sacrificano per un popolo decente, non per un gruppo di imbecilli. Buongiorno. Grazie, salve. 0266203529 il numero per intervenire, gli sms al 346 6427 756 e una volta di più vi ricordo, andate a firmare i nostri quesiti referendari. È vero che siamo già a buon punto, però insomma più firme ci sono e meglio è, anche perché è un segnale molto forte che stiamo dando a Renzi. Probabilmente dorme e farà finta di niente come al solito, però comunque tutti gli altri non è che possono ignorare questa cosa così importante. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno Lissoni, Mauro da Reggio Emilia. Salve Mauro. Ieri sera sul tardi io ho sentito una notizia in un notiziario che confermava che un altro commissario europeo, non ricordo bene se era agli affari sociali o cosa, non ha fatto altro che confermare il fatto che è stata decisa dall'Europa la caduta del governo Berlusconi, per cui tutti questi governi che si sono succeduti sono totalmente illegittimi. Bisogna deporre il presidente Napolitano, che non ha fatto altro che pugnalare il paese alle spalle, e come sempre succede da 5.000 anni, i governi collaborazionisti alla fine, quando il potere lo prendono gli altri, sono poi i primi a saltare. Bisogna indire elezioni con la legge della consulta, quindi dare la possibilità anche ai piccoli gruppi di partecipare, fare un'assemblea costituente e rivedere tutta la Costituzione. Stiamo correndo un serio e gravissimo pericolo a livello democratico, e se gli italiani hanno deciso che vogliono essere non più un popolo libero ma dei servi della gleba, si potranno beatamente arrangiare. Stiamo anche forse rischiando una dittatura a livello militare, stiano molto molto attenti gli italiani, per cui questo governo deve terminare. Ti ringrazio. Ciao, grazie. Un'altra telefonata. Pronto? Sì. Buongiorno. A me? Sì, ci dica. Allora, la Lega ha riacquistato, sono Vittorio di Milano, buona Padania. Salve. La Lega ha riacquistato voti sulla base di iniziativa di rottura. Sì. Come il referendum. Se vuole riacquistare altri voti deve insistere con le iniziative di rottura, come per esempio l'indipendenza e la macroregione. Per cui sicuramente queste sono le vie da percorrere al più presto possibile. Grazie. Infatti sì, concordo pienamente. Qualche risposta al volo Napolitano? Sì, il problema è che se mandiamo via Napolitano qua già si fa il nome di Amato Di Prodi, quindi mi sa che come al solito in questo paese si riesce sempre a cadere dalla padella alla brace, non c'è mai verso di riuscire a migliorare. Aveva ragione il precedente radioascoltatore. È giusto che i piccoli gruppi possano partecipare, vediamo che invece Renzi va nella direzione opposta, perché si è parlato tanto di modifica della legge elettorale. Che cosa hanno modificato? Nulla, perché non ci sono le quote rosa, non ci sono tutta una serie di richieste che erano state portate avanti sulle preferenze eccetera eccetera, semplicemente hanno messo una soglia di sbarramento fatta per segare proprio i piccoli gruppi, quindi per tacitare quelle opposizioni minori ma comunque rappresentanti di un popolo, e questo è significativo perché stiamo parlando di un governo illegittimo non eletto dal popolo, che vuole cancellare tutte quelle espressioni più vicine al territorio, vuole togliere le province, vuole togliere le regioni, vuole togliere i piccoli gruppi. Cioè, è vero, quando un radioascoltatore parla di servi della gleba, qua sembra di stare nella Russia ai tempi dello zar, dove c'era l'aristocrazia dello zar e servi della gleba che potevano semplicemente lavorare e crepare a piacimento dello zar. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, sono io? Sì, buongiorno. Buongiorno Lissone, sono Anna. Sì. Io sono una donna di 74 anni, Sì. quindi non ho votato tutti i 6 referendum che mi fa male allo stomaco perché le avrei firmate tutti, ma purtroppo sono messa male con la salute. Ah, mi spiace. Ecco, però vi ho votato voi. Non saprei, ho chiesto, mia figlia è molto impegnata, e sono qui che quando vado giù a fare la spesa così parlo sempre di voi, c'è qualcuno che vi ammira e qualcuno le manda in quel posto. Ecco, mi sono dato da fare, mia figlia votava sempre per Berlusconi, ho lavato il cervello a lei, anche a qualcun altro, anche mia nipote, eccetera. Non so come fare, come potete venirmi invece incontro se qualcuno viene a casa a farmi mettere queste 6 firme. Lei dove sta, signora? Io sto, posso dirlo, sì, va bene, intanto ho detto Anna che mi chiama, Annina più che giusto. Io sono in via Salomone 91. Il problema è che ci vuole un rappresentante del comune per autenticare la firma, è quello il guaio. Comunque va bene, signora, direi che lei sta già facendo molto, è più che sufficiente, perché se è riuscita persino a convincere la figlia a votarci, insomma, non chiediamo i miracoli, la signora ha già fatto veramente tanto. Un forte abbraccio, grazie. 0266203529, pronto? Cadde e allora non importa, importante invece è votare il referendum. Vi voglio far sentire l'intervista al consigliere regionale Iaricolla che racconta di come il PD lombardo ha cercato di segare la legge, cioè la nostra richiesta di abolizione della legge Fornero. Sentiamola assieme. Il PD purtroppo non smette mai di stupirci. Dopo aver votato a Roma la vergognosa legge Fornero, anche questa mattina in Commissione Bilancio qui in Regione Lombardia ha difeso questa legge e ha votato contro la richiesta di referendum di abrogazione della legge Fornero. Una legge vergognosa che ha lasciato in mutande quasi 400.000 esodati e che ha allungato l'età pensionabile a milioni di lavoratori, soprattutto padani. Nulla però è perduto. Abbiamo ancora la possibilità di fermare questa vergognosa legge. Vi aspettiamo questa settimana, venite a firmare per l'ultima volta, l'ultima possibilità per firmare il referendum per abrogare la legge Fornero. Vi aspettiamo in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali comuni del nord Italia. Bene, con questo appello del consigliere Iaricolla anch'io vi rinnovo l'invito ad andare a firmare. C'è un SMS interessante. C'è Carla Dalomello che ovviamente non mi ascolta. Signor Lissoni, lei oggi è particolarmente volgare, non ho detto neanche una parolaccia oggi. Però Carla, dopo mi rifaccio su di te, non c'è problema. Il suo linguaggio di odio verso i fratelli immigrati mi terrorizza, lei è un mostro. Sì, sono un mostro, anche tu Carla sei un mostro. Poi, se ogni famiglia leghista prendesse un clandestino in casa sua, allora il problema clandestini termina subito e vivranno tutti felici e contenti, ci scrive Abdul di Lugano. Caro Abdul, facciamo una cosa diversa, i clandestini te li prendi tutti tu, no, ma tu stai a Lugano, accidenti, lì non vi vogliono. A proposito, com'è che stai a Lugano, no? Perché lì se non lavori con un calcio nel culo ti rimandano via, e la Svizzera è considerata una delle patrie della democrazia, paese federalista, e stanno ancora abbastanza bene proprio perché hanno chiuso le frontiere a voi. Il PD ha avuto il 20%, il 40 veramente. Quanti voti ha preso dai cittadini immigrati dalla cittadinanza facile? Quanti giochi sporchi hanno adoperato per vincere? E poi ancora, astensione al 50%, ha il 40% della metà della metà. Va bene. Caro Lissoni, quando Padania Misteriosa è l'unica maniera per avvicinare mio figlio Grillino alla Lega? Grazie, ci scrive Anna. Allora, Anna, lunedì faremo Padania Misteriosa dalle 15:30, perché adesso è importante che passino questi referendum con un buon numero, molto sostanzioso. Poi stiamo anche, lo possiamo anticipare, regista, che dici, magari a luglio facciamo un'altra bella maratona. Unica cosa, i grillini, che in teoria dovrebbero essere più aperti a queste tematiche, non lo sono, perché io ho provato a parlare con un consigliere grillino che doveva intervenire sugli UFO, guai, c'è stata la levata di scudi, i suoi gli hanno detto non partecipare a queste trasmissioni, là, lì e l'era. I grillini purtroppo stanno sempre in internet e leggono le peggiori cazzate, ecco adesso l'ho detta la parolaccia, che girano in internet. Poi quando ci sono cose credibili come il fenomeno UFO, che comunque è stato autenticato recentemente dalla nostra aeronautica, niente, fanno le vergini vestali e recuperano una certa puzza al naso della sinistra che guai non si occupa di queste cose, ma ne riparleremo a Padania Misteriosa di tutto questo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sono io, basta. Sì,
Sì, buongiorno. Pronto? Prontissimo, ci dica. Sono Marisa, ciao, telefono dalla strada per Pontiglia veramente. Comunque, volevo dire due cose. Una, a quel signore lì, che sarebbe più logico che tutti quelli che hanno votato più 41% per il PD, visto che qui in Brianza hanno tutte le ville, ci stanno in tre, non le villette a schiera, nelle villette a schiera ci si possono mettere almeno altri 6 se volessero, quindi basterebbe che ognuno prendesse, uno di loro, ma si prendesse anche la responsabilità della malavita che fa questo qui. Ci sei ancora, scusa? Sì, ti ascolto. No, e invece l'altra è una lamentela verso quelli che, cioè, come si fa a fare così fatica a raccogliere le firme per la legge Fornero? Io mi aspettavo che in 15 giorni le avessimo raccolte tutte, che si svegliassero un po', perché mi sembra che stanno dormendo un po' tutti. Grazie. Ciao. Guarda, questi sono misteri peggio di Padania misteriosa, perché io mi aspettavo che il 5 Stelle crollasse, visto che è un anno che sono lì a galleggiare come tappi di sughero in acqua, non hanno fatto un bel niente, e invece sono scesi di poco, perché dal 25 al 21 è molto poco. E poi non pensavo che Renzi raddoppiasse i voti, ma Renzi è un berluschino, si atteggia esattamente come Berlusconi, le stesse movenze, le battute, le barzellette, le cose simpatiche, i giochi a premi, eccetera. Anche lui promette, quello prometteva Dentiere, questo promette Mario Monti. Da quando c'è lui, chissà perché sui giornali la recessione è finita. Non ha fatto un cazzo come ha fatto a finire la recessione, qualche economista me lo sa spiegare, eppure evidentemente la gente abbocca. Questi sono misteri, altro che Padania misteriosa. Linea alla regia. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Una birra ghiacciata ti dà fastidio ai denti? Soffri di recessione gengivale e piccoli sanguinamenti? La parodontite, nota come piorrea, colpisce gran parte della popolazione. La prevenzione da sola rappresenta la soluzione più efficace ed economica. Fissa un appuntamento in Pentadent. Troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli. A Monza, Giussano, Sesto San Giovanni e in service a Paderno Dugnano, Novate Milanese e Milano. Per informazioni 800 700 860 o vai su pentadent.it. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Benissimo, rieccoci in diretta. 0266203529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, io telefono da Genova. Sì. Sono Andrea. Sì. Volevo dire, il signor Berlusconi è quello che è. Noi ci siamo appoggiati perché non avevamo altro, però è quello che ha fatto più danno che la Gramiglia, per il semplice fatto che se lasciava l'ICI
a quest'ora staremo molto meglio, perché quasi quasi con la detrazione non si pagava più niente. Adesso abbiamo la Tasi, tutto il resto, più l'addizionale regionale e comunale che prima non c'era. Ha dato la possibilità ai comuni, oltre allo Stato, di mangiarci tutti. Ha capito? Questa è la realtà. Il signor Berlusconi si faceva i cavoli suoi, lasciava l'ICI, era meglio per tutti. Adesso con quello, tutti, poi oltretutto anche il governo centrale, quello che abbiamo, che hanno votato il 41%, adesso si fanno forza, Sì. adesso stanno facendo proprio la dittatura in qualsiasi caso e nessuno dice più niente. Noi siamo poveri disgraziati col 6,5% all'europeo ovviamente, e non possiamo più fare niente perché il signor Berlusconi ci ha rovinato. Ecco, questo è quello che volevo dire. Mi dispiace, purtroppo non abbiamo altra alternativa. Grazie, buona giornata. Beh, ora a me Berlusconi non piace, non ne ho mai fatto mistero di questa cosa, però onestamente l'ICI Berlusconi l'aveva tolta, è stato Monti, sono stati i successivi governi che l'hanno messa e hanno aumentato queste tasse. Ora hanno aumentato il bollo auto. Interessante che mentre in Regione Lombardia Maroni abbassa il bollo auto, lo toglie per tutta una serie di tipologie, ciclomotori eccetera eccetera, e avrebbe voluto toglierlo a tutti ma non ha potuto perché i furbetti da Roma hanno tagliato notevolmente di alcune centinaia di milioni quello che è il gettito di Regione Lombardia, quindi Maroni voleva tagliare più tasse, togliere più ticket e togliere il bollo auto a tutti, ha dovuto farlo soltanto per un certo numero di tipologie. Per quanto riguarda il bollo auto, i ticket li ha abbassati per 800.000 persone, li ha tolti per 800.000 persone, e intanto lo Stato sta continuando, ora aumenterà i ticket sanitari, ha già aumentato il bollo auto eccetera eccetera, quindi direi che il problema a questo punto non è Roma in sé e non è Berlusconi, ma sono questi signori della sinistra che con la scusa che le risorse ci sono e sono nascoste, questo è un mantra della sinistra già dai tempi degli anni 60, e continuano a mettere tasse su tasse su tasse su tasse. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Loris da Udine. Sì. Ma io sono contento per quel 41% che ha votato il PD, perché non si sono resi conto che quegli 80 euro che gli ha regalato il signor Renzi, adesso li ripagheranno tutti alla grande, perché io ho già fatto il mio conticino nel mio piccolo, non ho avuto gli 80 euro, ma questa manovretta qua mi costerà un 100 euro all'anno così per ridere. No? E questi qua che l'hanno votato non si sono resi conto che quegli 80 euro era lo specchietto delle allodole. Tornate a votarlo, così ci troveremo nella merda più totale. Bravi, bravi. Grazie. No, ma poi per inciso c'è una cosa vergognosa, io che sono in casa in affitto ora scopro che devo pagare anch'io una mia ICI su una casa che non è mia, una percentuale la devono pagare anche le persone in affitto. Questa è una cosa vergognosa, perché già è un furto che uno debba pagare una tassa sulla prima casa, perché la casa è un diritto, questo è un altro dei ritornelli della sinistra, hanno sempre detto occupiamo la casa, un diritto, bisogna dare la casa a tutti, e questa è una cosa giusta. La casa è un diritto, ce la siamo fatta con i nostri sacrifici e lo Stato ce la viene a tassare come se fosse un bene che non rende niente, perché chi ci sta dentro deve pagarla, mantenerla, pagare spese condominiali e quant'altro, quindi la casa è soltanto un costo. In più me la tassi, peggio ancora, la cosa vergognosa, metti una tassa sulle persone che la casa non se la sono potuta fare o non ce l'hanno eccetera e sono in affitto, e uno pensa vabbè, allora paga l'affittuario, abbassano l'ICI o Tasi che dir si voglia al proprietario. No, il proprietario paga tale quale, e in più c'è questo scippo agli affittuari. Questo governo si dovrebbe semplicemente vergognare, ma non la faccia come il culo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, ciao, Giorgio da Varese. Ciao Giorgio, dici? Ciao, volevo fare una riflessione sul 40% dei voti che ha preso la sinistra, che possono essere tante percentuali, no? Però se tu fai il conto che su 10 persone 5 non hanno votato, e di quelle 5 il 40% sono 2 persone, quindi a numero di persone non è come rilevante come il 40%. Quindi secondo me Salvini ha capito che c'è un 50% che non vota né destra né sinistra, non si è identificato in questi partiti, e vorrebbe prendere questi 50% che poi non sono tanti per arrivare a cifre vicino a quelle del PD, perché se fai conto il 40% del 50%, se fai i conti le persone non è quel 40% degli italiani.
capito? Chiaro. Questa riflessione volevo fare io. Va bene, ti ringrazio. Sì, in effetti. Va bene, ciao, grazie. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Di Sony, sono Andrea da Crema. Ciao Andrea, Niente, dici. io vorrei aggiungere a quello che ha detto il precedente, ascoltatore, che bisogna aggiungere anche il voto degli extracomunitari che hanno votato, gli stranieri che hanno votato il PD. Perché io sono convinto che se ci sono 3 milioni di stranieri regolarmente che lavorano, perciò sono maggiorenni, quando vanno a votare chi è che votano? Certo. Perciò bisogna aggiungere, oltre a quella fetta che dicevo, il 50%, cioè praticamente il 40% del 50%, bisogna aggiungere anche il voto di questa gente qua, che non è indifferente. E poi i grandi danni fatti dal centrodestra sono arrivati da Berlusconi, si sanno. Da 3 anni sta votando con la sinistra, da 3 anni sta adulando il suo nemico, vale a dire Renzi. Cosa pretende? Che da 37 non vada a 17? Io mi sono stupito che sia rimasto il 17%, cazzo. Sì, appunto. È vero o no? Hai capito il discorso? È semplicissimo, sì. Che non ne parlano. Tu senti questi salotti qua, Severnini, che è di Crema, tra l'altro, lo conosci, no? Sì. Dici di quelle puttanate. Cioè, ma le cose serie, giuste, semplicissime non le dice nessuno. Infatti. Ok? Grazie. Li sono in gamba con gli UFO, Va bene, grazie. Ciao, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Ecco, io sento spesso, l'Europa, anche Tajani soprattutto, che dice, ma l'Europa ci dà i soldi per questi extracomunitari, dimenticando però che quei soldi lì sono sempre i nostri, sì, e che comunque cacciamo e che non tornano nemmeno indietro tutti, e quindi smettiamola, facciamogliela smettere di dire l'Europa ci dà i soldi, ma sono sempre i nostri, punto. Ma che palle. Grazie. Grazie, buona giornata. A parte che l'Europa ci dà i soldi, ma dà un sacco di soldi a paesi non europei, tipo il Nord Africa, tutta l'Africa, l'Asia, eccetera, che non si capisce a che titolo, visto che sono soldi che noi versiamo, tutti i paesi europei versano per averli, perché vengano investiti e perché tornino indietro, ridistribuiti in maniera equa. Invece chissà perché vanno anche in altre località, tipo per finanziare la ricerca degli insetti da utilizzare in cucina nei paesi africani. Francamente a me un piatto di formiche non è che mi faccia molto piacere, ma certo che se continuiamo a riprodurci a livello planetario così, altro che mangiare le formiche, mangeremo i sassi. Per cui questa Europa si allarga la bocca e fa la generosa con i soldi degli altri, però chissà perché in maniera molto razzista, aiuta gli uni e discrimina gli altri. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, sono Monica da Brescia. Ci dica, buongiorno. Buongiorno, ieri sera ho letto il calendario Maya. Sì? Allora, fa paura, è successo tutto quello che è successo fino ad ora. C'è scritto che saremo invasi dal Sudafrica e che saremo tutti decapitati, cioè non lo so, ma questa cosa mi ha fatto paura tantissimo. Buongiorno. Grazie, salve. Il guaio che anche i discendenti dei Maya ci stanno invadendo, comunque vabbè. Abdul da Lugano continua a scrivere, a mandare messaggi. I ladri ci sono in tutti i partiti, compresa la Lega, ricordiamo Bossi and Family, caro Abdul. Allora, velocemente ti do un aggiornamento: Bossi non aveva rubato un bel niente, infatti non è indagato minimamente, non è successo niente a lui e famiglia. Le persone che si sono comportate male in Lega sono state buttate fuori, espulse, cacciate, non ricandidate. Mi spiace che non si possa dire la stessa cosa degli altri partiti, per cui è chiaro che i furbetti si infilano dappertutto, solo che quando li becchiamo in Lega li buttiamo fuori. Poi però, caro Abdul, tu che dal nome direi sei musulmano, noi non accettiamo lezioni di onestà da te, perché vorrei ricordarti gli 800 milioni di dollari che Arafat ha rubato ai palestinesi e si è imboscato in Svizzera. Poi ci sono tutti quegli altri milioni di dollari che ha nascosto nelle banche libanesi, non sappiamo quanto, perché il Libano ha espulso a pedate nel sedere la moglie Suka Arafat e i soldi se li ha confiscati lei. Vorrei ricordare i 128 milioni di euro che Assad, il dittatore siriano, ha nascosto in Gran Bretagna. Questi sono solo quelli in Gran Bretagna, bisognerebbe beccare gli altri negli altri posti. I 100 milioni di dollari che Saddam Hussein aveva nascosto in Francia, i 2 milioni e 300 mila euro che Mubarak, l'ex leader egiziano, anche lui aveva nascosto nelle banche europee. Quindi proprio voi fate il favore, non parlate di corruzione politica, perché per voi è all'ordine del giorno, dal più importante all'ultimo dei passacarte, tutti ladroni. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Lissoni, sono Alberto da Genova. Salve, ciao, dici. Hai parlato adesso che l'Europa manda giù soldi nei paesi africani. Sì, africani, asiatici, eccetera.
Potrebbero essere i soldi che servono per la gente per venire lì per parlare agli scafisti. Rimaniamo giù noi. Guarda, visto che continuano ad arrivare, mi sa che questi soldi spariscono in qualche maniera strana, infatti. C'è una cosa però, non si parla dell'Ucraina, che la Troika, penso che la Troika si è menzionato, ha messo su un dittatore per impedire che la parte maggiore voglia andarsene con la Russia. E li stanno trucidando, i giornali non ne parlano, non dicono niente. Dite un po' qualcosa, almeno che la gente sappia cosa sta facendo la nostra cara Europa. Ciao. Lo so, grazie. Anche questa è una vergogna, perché persone che hanno scelto liberamente, quindi con le elezioni, conquistare, ecco che improvvisamente da Obama ai leader dei paesi anglofoni eccetera si sono opposti a questa cosa. Quindi se la chiediamo noi la secessione, cosa fanno? Ci mandano subito i carri armati, non i tanco finti che qualcuno aveva inventato per fare una carnevalata in Veneto, ma i carri armati veri, immagino. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese, buona Padania. Salve Fabrizio. Sì, volevo rifarmi un po' la telefonata di chi criticava Berlusconi e che praticamente addossava a lui moltissimi errori. Ma io penso che Berlusconi abbia sbagliato nell'estate del 2010 quando non ha ascoltato Bossi, che gli aveva detto di mollare Fini e di andare alle elezioni. Il vento era girato favorevole per noi, funzionava ancora, lui ha voluto salvare capra e cavoli e invece è affondato. Io penso che da allora Forza Italia abbia cominciato a perdere colpi inesorabilmente, non si è mai opposta veramente alle politiche di Monti, le ha appoggiate, poi adesso fa finta di andare a firmare i referendum perché hanno l'acqua alla gola, e tutto questo mi porta a questa considerazione: stiamo lontani da Berlusconi. Io penso che Berlusconi sia nella fossa politicamente, ovviamente, lasciamolo giù, lasciamolo annaspare, perché se noi facciamo di tutto per avvicinarci a loro di nuovo, noi non riusciamo più a riprenderci i voti. Qui vedete che Renzi, bene o male, comunque con le sue idee di novità, che per me sono fasulle, però comunque hanno smobilitato, hanno cambiato il PD, cerchiamo anche noi di rimanere su questa onda politica, cioè non andiamo col vecchio, per l'amor di Dio, lasciamo perdere, non tentiamo anche noi di tenere Veneto e Lombardia solamente per stare con Berlusconi, perché politicamente siamo finiti, perché questo è un periodo che bisogna cambiare veramente le cose. E invece per me con Forza Italia non cambieremo mai niente. La saluto, salve. Grazie. Beh sì, adesso è un po' prematuro fare questo genere di discorsi, perché poi si deciderà il 20 luglio quella che sarà la linea politica, però una cosa è fondamentale, perché in tanti ovviamente che come me non gradiscono il personaggio Berlusconi, che ha fatto i suoi errori, ha ragione Alfano quando diceva che Berlusconi si circondava di idioti, infatti poi si è visto come è finita, perché ha perso i pezzi con Fini, con Casini, con Alfano eccetera eccetera, indebolendo il centrodestra. Noi un leader in gamba per il centrodestra ce lo abbiamo, si chiama Matteo Salvini, lo stanno riconoscendo anche tanti avversari politici, ma un leader che cosa deve avere oltre al carisma eccetera? Deve avere le idee chiare, con un partito con un programma politico preciso. Salvini ce l'ha, gli altri ancora non si è capito dove vadano a parare, ed è ovvio che poi l'elettorato si stufa e non li vota più. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono io in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno a te, sono il maestro che chiamo la provincia di Bergamo. Dici? Allora, non mi metto a parlare di politica pura, quello lì, anche se sono d'accordo con il signore di prima, che prima ha fatto le scenate, ha votato tutto, ha fatto passare tutte le cose di Monti, immigrazione, contro la clandestinità, adesso vengono lì e fanno i signori a firmare. Cioè, io mi ricordo però che a Bergamo uno aveva detto mai più con Berlusconi, però vabbè dai, lasciamo perdere, va. Però quello che volevo dire io è questo, invece, che è molto più semplice. Visto che tutti dicono salviamo i Marò, chissà se i Marò questa sera guarderanno la partita dell'Italia e gioiranno se l'Italia segna, cioè, visto che sono stati traditi, umiliati e presi a sberde dalla loro nazione. 2 anni che sono lì e non c'è un cane che li tira fuori e gli fanno vedere le magliette. Poveri patetici italiani tricoloriti. Però i padani sono un branco di vigliacchi. Ogni giorno che passa ne ho più la dimostrazione. Cioè proprio, come si dice in gergo tecnico, ai padani servono metti grande nel culo, sono troppo rimambiti, si meritano veramente una moschea in ogni posto, e un cretino che gli dica tu amico fai silenzio, perché io islamico, io straniero, tu lì, tu là, e il caprone padano fa silenzio. Se lo meritano veramente, ci meritiamo veramente la merda che abbiamo.
Comunque sia, spero che stasera i marossi guardino la partita, i tagliotti, stasera battete le mani, che dimezzate il debito pubblico, la gente non si suicida più, è tutto bellissimo, se poi vincete i mondiali avete risolto tutti i vostri problemi. Ciao, Padania libera, si può dire ancora Padania libera? Si deve dire, non si può, si deve dire. Ti ringrazio, sentiamo un'altra telefonata. Io comunque ho fiducia nel popolo padano, insomma siamo anche risaliti e devo dire, conoscendo come funzionano i media, con tre mesi di fango buttato addosso, tanto di cappello a Matteo Salvini e a quei padani che hanno capito come sono andate veramente le cose. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sono in linea? Sì, ci dica. Senta, quelli della parasitosi dispotica, è PD, no? Sì, bella questa. La gente, cioè, non si riesce a capire perché la gente li vota. Senta un po'. Allora, ci sono messi insieme i comunisti e i cattolici. Nella storia, cosa hanno fatto al popolo i comunisti e i cattolici? Le cose peggiori, ma neanche Hitler non è arrivato a quello che hanno fatto quelli lì. Cioè, se avessero avuto i mezzi di Hitler i cattolici quando facevano i tribunali di inquisizione, tutte quelle porcherie che hanno sempre sfruttato e torturato il popolo, cioè, non lo so, si sono messi insieme e il popolo li vota, ma perché gli fa piacere essere schiavi, cosa vuole che le dica io? Non lo so, si vede che ci prendono gusto perché dopo vanno lì in ginocchio a dire oddio, il Santo Padre, questi qui sono ancora prima di morire e non lo so io. Vabbè. Ecco, cosa hanno rimediato? Che cosa hanno rimediato la persona santa che va in giro a dire delle buone parole quando c'è dietro un'amministrazione che fra pedofili e fra IOR e fra schifo e fra tutti i ladroni che ci sono dentro, eppure li amano. Ragazzi, vi saluto, statemi bene. Bene, grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Chiamo da Napoli. Sì? Vi ho votato a voi della Lega, vi ho fatto prendere diciamo una centina di voti in questa zona. Grazie. Perché tra destra e sinistra per adesso non ci assicura più nessuno, però questi signori qua che hanno preso il 41% non hanno detto che gli altri partiti hanno fatto dei favori al PD, perché ci sono speculazioni edilizi o perché per convenienza. Sapete quando se ne accorge, se ne renderanno conto il PD? Quando si vota quelli là per le nazionali, cioè sarebbe il voto italiano per tutti, no? Là si vede proprio che caleranno e allora faranno le facce gialle. Questi 41 che hanno presi sono state delle alleanze di convenienza, perché l'Europa non ci interessa a nessuno. Ora vedrete quanto si voterà vero e proprio per le nazionali. Arrivederla. Grazie, buona giornata. E velocemente così, visto che dicevano ma l'Unione Europea, sì, l'Unione Europea che dovrebbe aiutarci, si è visto come ci aiuta, ci strangola perché non abbiamo il pareggio di bilancio e continuano a dire dovete tassare di più, insomma, detto proprio in soldoni, e chiaramente il buon Matteo Renzi prende il 10% dei montiani, perché come Monti era andato a inginocchiarsi alla Merkel, così lui è andato a inginocchiarsi davanti all'Unione Europea. Velocemente mi piacerebbe capire, ma l'elenco sono 200 voci, ve ne leggo solo 5, perché abbiamo dato 15 milioni di euro per sanare i debiti del Marocco, 21 milioni alla Palestina come Unione Europea, 1 milione e 1 per lo studio del clima alla Bolivia, 10 milioni all'Algeria, 85 milioni ed è solo l'ultimo pagamento, perché ne sono stati dati molti di più alla Siria, i siriani continuano ad arrivare qua. Vorrei capire perché l'Unione Europea poi i nostri soldi li dà a paesi che non sono europei, non sono nella UE. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno. Io vorrei parlare un attimo della riforma della pubblica amministrazione. Dica. Allora, intanto bisogna parlare con cognizione di causa, perché è una cosa che mi sembra che alcuni che parlano di pubblica amministrazione non sanno neanche di cosa stiano parlando. Io ci lavoro da un po' di anni e le cose penso di saperle abbastanza.
Allora, intanto voglio dire che le persone normali, cioè di medio e di basso livello, lavorano, almeno qui da voi, lavorano e parecchio. Ci sarà un 5% di lavoratori, che è fisiologico anche nelle grandi e medie imprese, di lavativi, e sono le persone di livello elevato che non tutte ovviamente, perché ce ne sono di veramente bravi, e la maggior parte però sono o inutili o incapaci, o sono figure e funzioni create ad hoc, e quelli resteranno sempre lì. Perché lo sapete perché? Perché sono lì per motivi politici, e sono quelli che costano di più. Sono lì per motivi politici, per cui non li schioderà mai nessuno. I sindacati sono inutili, non so neanche che cosa, cioè sono i più lavativi che esistano al mondo, e quindi non cambierà mai niente. Oltretutto tutta questa gente prende degli stipendi esagerati, e chi lavora non sono ovviamente loro, perché non si assumono neanche le responsabilità che si dovrebbero assumere. Le altre persone normali lavorano e come, ve lo dico io che lavorano e come, e finché oltretutto si darà addosso sempre ai dipendenti pubblici, generalizzando, la Lega non avrà mai successo. Purtroppo io sono per la Lega ovviamente, però vedo che tanti miei colleghi non sono favorevoli, ma non ho mai neanche sentito, o sentito raramente, dire queste cose, capire perché la gente generalizza. Anche quelli che chiamano non sanno neanche cosa stanno dicendo. Per cambiare la pubblica amministrazione, altro che la riforma che pensa Renzi, ci vorrebbe la rivoluzione. Chiaro. Grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Salve. Allora, senti, ho sentito che stavate parlando di Unione Europea, ma l'Unione Europea vediamo che cosa sta facendo in Ucraina, cosa sta facendo. Non è l'Unione Europea, è la NATO travestita dall'Unione Europea, e poi dopo ci tocca sempre seguire quello che dicono loro. Cioè, bene o male che noi ci siamo messi con Salvini, siamo fatto una bella mossa e siamo con quegli altri, con la Le Pen e cose del genere, che sono quelli che potrebbero cambiare, perché io dell'Italia, vederla così come la vedo, con 40% di, non diciamo la parolaccia, però gente con lavaggio al cervello ce ne sono tantissimi in Padania, lasciamo perdere, perché anche qui ce ne sono un mucchio, troppa gente attaccata alla televisione e bevono tutto quello che gli dicono. Se non parlano più dell'Ucraina non succede niente. Qui stanno ammazzando gente con armi che sono proibite e va tutto bene, non ci dicono niente, va tutto bene. Massacreranno anche qui quando toccherà a noi, però i poverini a questo punto sono talmente ingozzati di pubblicità e di cose del genere che stanno lì a guardare la televisione. Ne sconciati male. Ad ogni modo, meno male che c'è Salvini, e noi altri dobbiamo chiuderci a riccio e andare avanti noi. Fortunatamente abbiamo un bel punto pieno. Grazie. Grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sono i Mondi. Volevo dire alla signora, altro che pubblica amministrazione, qua bisogna cambiare gli italiani, non la pubblica amministrazione. Bisogna cambiare il cervello di questa gente, sarà durissima. Guarda, io a ottobre me ne vado in Argentina, ma per questa gente qua, né per la politica, né per la pubblica amministrazione, neanche per l'immigrazione, perché questo paese qua è giusto che vada a fondo. Come? Visto la gente che ha qui, che abita in questo paese, che è la prima a non tenere al proprio territorio, alle proprie culture, alle proprie tradizioni, è giusto che vada a fondo. Io vi guardo dall'altra parte, vi saluto. Grazie, sì, però mi spiace per quelli come noi che sono qui invece a combattere e che insomma non gradiscono di andare a fondo per una maggioranza di persone che non ragionano e che questa sera per esempio si imbamboleranno davanti al TV a vedere le partite, ma insomma ha sempre funzionato così, mi viene in mente il film Il Gladiatore. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, ho sentito l'accorato appello della precedente signora a favore della pubblica amministrazione. Non si è mai messo in dubbio il fatto che lavorino o non lavorino, è il fatto che ci sono dei lavori che sono autoreferenziali oppure fatti appositamente per dare da lavorare a qualcun altro, cioè è quello che scava il buco e quello in parte lo riempie e poi ce n'è un altro che scava un altro buco e quell'altro lo riempie, quindi andrebbe valutato il merito, no? Di ogni lavoro che viene fatto, perché in definitiva ci sono dei lavori che non servono proprio a un accidente se non a complicare la vita al contribuente comune.
La ringrazio signor Lissoni anche per tutto il resto, mi è estremamente grato sentirla, arrivederci. Grazie Salve, ma infatti non bisogna generalizzare perché nella pubblica amministrazione ci sono un sacco, e la pubblica amministrazione è molto vasta e non sono soltanto le persone che lavorano in comune piuttosto che in altri ambiti, stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone, ci sono tantissimi che lavorano e lavorano bene alla grande, in taluni casi anche mal pagati, però sappiamo benissimo che in talune realtà geografiche, in taluni periodi storici, la pubblica amministrazione è stato semplicemente il postificio in cambio di voti e ci sono state un sacco di persone che si sono anche approfittate, hanno generato tali e tanti sprechi che adesso stiamo pagando tutti. Quindi questo è chiaro che c'è nel privato, solo che nel privato uno così se lo becchi e se c'è la volontà di cambiare lo pigli e lo butti fuori, lo licenzi. La pubblica amministrazione è quasi impossibile. Linea alla regia. Nord Elettrica di Base Riccardo, azienda leader nella sicurezza, progetta e realizza sistemi di allarme e TV a circuito chiuso certificati IMQ. Grazie alla Nord Elettrica ho riscoperto la serenità nella mia casa. Per proteggere la mia famiglia e la mia azienda ho scelto di affidarmi a Nord Elettrica e ora mi sento finalmente sicuro. Per informazioni e un preventivo gratuito, numero verde 800 00 40 61 www.nord-elettrica.it. Nord Elettrica, sempre pronti a soddisfare i più esigenti. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcollan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Firma, firma, firma! Non hai ancora firmato il referendum della Lega? Ecco l'ultima occasione per i ritardatari. Sabato 14 e domenica 15 giugno puoi firmare in tutti i capoluoghi di provincia e nelle località di villeggiatura. Cerca il gazebo su www.vieniafirmare.org oppure chiama il numero 02 66 234 234 02 66 234 234. Firma, firma, firma! E io segnalerei il nome di questo amico e di questa radio agli amici di Al-Qaeda, che spesso dai loro paesi si collegano alla rete, gli amici di Al-Qaeda, e così sentono quello che dicono a Radio Padania. Cioè tu stai dicendo che no, io stai consigliando ai gli amici di Al-Qaeda, ovviamente sto scherzando, però insomma, se tu dai, adesso voglio dire, questa è una bestemmia, tu stai dicendo gli amici questa è una cosa molto seria, perché al di là di, poi ci sono persone che rischiano veramente la
vita che sono messe sotto scorta, e allora? Per le vignette che hanno fatto, e la satira deve essere sempre... Ma questi è una bestemmia. Cioè, la Radio Padania, pagata coi soldi degli italiani e dei soldi pubblici, consente delle bestemmie. Cioè, ma voglio dire, ma dovrebbero chiedere scusa ad Al-Qaeda di bombardare Radio Padania, no, quello hai detto, di intervenire su Radio Padania. Ovviamente io ho fatto una battuta. Ma che simpaticone Parenzo, insomma, vuole che venga bombardata Radio Padania. Tra l'altro questo mi fa il paio anche con un SMS, Luca Cooper, che tra l'altro è anche un amico di Facebook, che scrive: quello che ha fatto Parenzo dai microfoni di Radio 24 incitando gli islamici a far saltare Radio Padania è gravissimo, a parti inverse mediaticamente cosa sarebbe accaduto, non interviene la magistratura come avvenne per la Valandro, mi auguro che questo fatto non venga dimenticato, noi non l'avrebbero perdonato e saremmo già in tribunale. Che ne pensi? Cosa ne penso? Sai, ora penso, uno, che a dare troppo spazio ai cretini poi gli si fa pubblicità. Due, mi ricordo Parenzo quando era a Tele Lombardia, invitava l'imam di Torino e l'imam di Torino gli diceva che i martiri dell'11 settembre erano nel Corano, vuol dire che ciò che avevano fatto era coranicamente giusto e che quindi sarebbero andati in paradiso, e Parenzo si cacò sotto immaginando questa risposta e disse: ah, ma lei lo sa che adesso sta terrorizzando gli italiani? All'imam non gliene fregava un bel niente, si vede che si è imamizzato anche lui per questa cosa. È vero, l'avessimo detto noi qua sarebbero arrivati carabinieri, polizia, NATO, Digos, forze speciali, missili nucleari, gigrobo d'acciaio e quant'altro, e vabbè, insomma, loro... Ma a sinistra è sempre così, no? Quando insultano è satira, se lo fa la destra invece è roba da querela, no? E vabbè, insomma. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono io? Sì, buongiorno. Buongiorno, telefono da Trento, sono Ernesto. Sì. A riguardo ai dipendenti pubblici non c'è commento, perché io sono un dipendente privato e dico solo che anche se i dipendenti pubblici, come si sente dire, prendono un po' di meno soldi, si parla dei lavoratori, non quei altri, perché quei per quello che fanno prendono anche una bizzeffa i soldi. Vabbè, comunque i lavoratori nell'ente pubblico per quello che fanno dovrebbero prendere molti di meno ancora soldi, perché in confronto al privato fanno neanche la metà, oltre sapere che negli uffici dove c'è bisogno di 2 persone che ne dentro 20. Perciò è ovvio che non si può dare a 20 lo stipendio che nel privato, quando bastano 3, pagano 3, un po' di più, però 3 soli, non 20. E questo è il discorso. Beh, comunque il resto, purtroppo l'Italia andrà a rotoli, è ovvio. Basta guardare l'immigrazione, in tutti i paesi del mondo arrivano queste barche, via, gli danno da mangiare bene e proseguite. E invece qua, i bartolli ancora, ma noi siamo senza una lira, e abbiamo la marina militare pagata dagli italiani che fa la spola dalla Libia, dall'Africa, e porta qua tutta questa gente e bisogna mantenerla. E dopo si sento dire che prende 1.300 euro al mese sti clandestini. E gli italiani muoiono di fame presto. I pensionati non sanno più se arrivano alla fine del mese, ma stiamo andando fuori proprio, e purtroppo gli italiani non fanno niente, solo per il fatto che abbiamo una giustizia che se un italiano alza la voce viene bastonato finché basta, e invece gli stranieri non dicono mai niente, gliene frega a nessuno se li fanno quello che vogliono. Grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Sì, Alessandro, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Sono Marco da Sondrio. Sì. Io ho dato 2 o 3 informazioni. La prima, noi in provincia di Sondrio abbiamo avuto il rapporto dei carabinieri, quest'anno i furti negli appartamenti sono aumentati del 40%. Chissà come mai. Chissà come mai. Seconda cosa, non so se hai visto, gli ultimi barconi che arrivano non sono più barconi, sono gommoni. Sì. Si vede che hanno finito la scorta di tutti i rottami che erano giù, adesso chi gli fornisce quei gommoni lì? Terza cosa, quella signora che ha chiamato dalla Svizzera dovrebbe chiedersi se non ci fossero i soldi degli stranieri depositati nelle banche svizzere, rubati i vari erari di Francia, Italia e anche Germania, e gli operai italiani in prima linea che hanno fatto strade e case, forse abiterebbe anche lei sotto una tenda o sotto un ponte. Ciao e buongiorno.
Ciao, grazie. Così stavo facendo un attimino due conti, visto che Parenzo rinfaccia il fatto che Radio Padania sia pagata coi soldi degli italiani, perché essendo una radio che ha da un servizio, da un radiogiornale e quant'altro, per le leggi comunitarie ha diritto a un finanziamento pubblico come del resto Radio Maria, però caro Parenzo, a me risulta che Rinascita, che peraltro non esiste più, che è un giornale della sinistra estrema, beccava 2,5 milioni di euro, Metropolis, che è un giornale che nessuno conosce e si caga, un giornale anche questo della sinistra, 1,6 milioni di euro, il Manifesto 3,7 milioni l'anno e l'Unità 6,3 milioni euro. Di questi non hai niente da dire, no? Perché magari allora, se vogliamo dirle, essendo giornali di partito, se li paghi il partito, perché li devono pagare gli italiani. Vabbè, insomma, no, perché la sinistra è sempre brava a fare i conti in tasca agli altri, poi si dimentica dei propri. Allora, vediamo qualche SMS. Il PD ha avuto il 20%, poi ancora Napolitano e compagni hanno tradito il loro paese, e tra l'altro qui abbiamo un fuori onda molto gradito, perché io saluto Eugenio Zoffili, che è il nostro responsabile federale, e ti stai occupando dei referendum. Ti passo direttamente la cuffia se vuoi anche interagire. No, facciamo senza cuffia. Ciao Alfredo, un saluto a tutti gli ascoltatori Radio Padania Libera. Un aggiornamento, allora, oggi e domani per quanto riguarda i nostri referendum, oggi e domani, sabato e domenica, ultimissima occasione per firmare i primi 5 quesiti, la Fornero, l'abrogazione della legge Fornero, l'abrogazione della Merlin, il quesito sull'immigrazione che riguarda i concorsi pubblici per gli immigrati, l'abolizione delle prefetture, l'abrogazione della legge Mancino. Ultimissima occasione. Oggi e domani, 14 e 15 giugno, sul sito vieneafirmare.org c'è l'elenco dei gazebo che sono stati organizzati nei capoluoghi di provincia, ma anche in altre città, sui luoghi di villeggiatura, quindi invitiamo chi non l'ha ancora fatto a venire a firmare questi quesiti. Qui in Via Bellerio si sta lavorando veramente tanto, stiamo controllando, inscatolando, insomma lavorando tutte le firme che arrivano dal territorio e che stanno arrivando, e sono veramente tante, anche dalle amministrazioni comunali, dai municipi. Ricordiamo che non si può più firmare nei municipi. Nei municipi si può firmare solo per il 6º referendum, quello per la reintroduzione del reato di immigrazione clandestina. E dai comuni si stanno arrivando, insomma, le firme sono state raccolte dai cittadini che sono recati in municipio e hanno sottoscritto, hanno firmato i nostri referendum. Interessanti le buste che arrivano anche dai comuni del sud, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Basilicata. Insomma, ci sono dei numeri assolutamente interessanti. Ringraziamo tutte le amministrazioni comunali, anche i funzionari, insomma, che ci hanno spedito, ci hanno fatto prevenire qui in Via Bellerio le buste, hanno collaborato a questa campagna referendaria. Dai, ora non ti voglio strappare la cifra, però no, insomma, come sta andando? Secondo me sta andando bene, il riscontro positivo, vedremo, poi sulla cifra, insomma, ci mancherebbe, no, lascerò, ovviamente sarà il nostro segretario federale a dare. Ci mancherebbe, non gli rubiamo la scena, però stiamo lavorando tanto, abbiamo ringraziato i comuni, perché secondo me comunque era doveroso. Ringraziamo soprattutto i nostri militanti della Lega Nord e i volontari di Vieni a Firmare, che hanno organizzato migliaia di gazebo da 3 mesi a questa parte, durante la campagna elettorale, ma anche subito dopo, e la Lega non si è mai fermata. La macchina organizzativa, il comitato referendario della Lega Nord, anche dopo il voto, a differenza magari degli altri partiti e movimenti, non si è mai fermata, come fa sempre, perché la Lega, insomma, è un movimento che sempre, mi ripeto, in costante attività e movimento. Quindi grazie di cuore anche oggi a quei militanti, a quei volontari che sono sotto il gazebo a 30-35 gradi. Abbiamo fatto la pioggia, il freddo, perché siamo partiti, ci manca la neve. Siamo partiti a metà marzo, il freddo, la pioggia, il caldo, e ci siamo ancora e siamo assolutamente fiduciosi, siamo pieni di firme, le stiamo sistemando. Qua si lavora a ritmi di continuo, praticamente. Grazie veramente a tutti. Poi
Sull'esito vediamo nei prossimi giorni. Non scappare perché ci sono un paio di telefonate, le passo a te direttamente allora. Vediamo. Pronto? Pronto? Sì. Sì, sono io, ma io volevo parlare con Alfredo, se è possibile. Alfredo, vogliono parlare con te. Aspetti signore che qua perché sono appena entrato in studio, ci stiamo organizzando con le cuffie. Da dove si chiama, signor? Lei è firmato per il referendum? Io sono stata dunque, lo può testimoniare la Brianza, che era l'ex sindaco del mio paese, cioè di Venegono. Sono stata Francesca. una delle prime. Salutiamo il consigliere Brianza. Esatto, e l'ultimo l'ho firmato in comune perché dovevo dovevo firmare già prima, poi come si chiama, il segretario non aveva vidimato, sono ritornata. Questa è veramente una prova eclatante. Sì, bravissima. Brava signora, per tutte le sue amiche, i suoi amici, conoscenti, familiari, si può firmare anche oggi per l'ultima volta e domani. Già tutto fatto. Chiami, si attacchi al telefono, signora. Per quelli che conosco, per gli altri che non riesco a convincere ci vuole la mazza. Ma non esageriamo. Alfredo, ti voleva chiedere qualcosa? Sono tutto signora. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti Alfredo, io ho sentito questa polemica di Radio 24. Sì. E io onestamente mi reputo laica, però c'è da dire una cosa, anzi due. Non mi è piaciuto, l'anatema non bellissimo su un Dio che non è nostro. Bisogna avere il rispetto per ottenere il rispetto. Però loro, quelli di Radio 24, il signor Parenzo, via dicendo, i dotti, vorrei che mi ascoltassero. Quando Ratzinger è stato vignettato come una scimmia, nessuno ha detto niente. Appunto, è come un maiale, il libro era pubblicato in prima pagina. Esatto. E questo io dico che ci vuole una par condicio, e poi è facile vedere il moscerino nell'occhio di una persona, ma la trave nel tuo occhio. E poi non mi sembrano dei grandi giornalisti perché hanno fatto un flop tremendo su Rete 4. Io rispetto lei perché fa dei programmi bellissimi, molto acculturati anche, e le auguro una buona giornata. Grazie, altrettanto, grazie. Sentiamo un'altra telefonata. Però io mi introduco, non conosco la vicenda Radio 24. Hanno solo invitato a bombardarsi. Non lo so perché io in questi giorni sono concentrato esclusivamente, su sono cose un po' monotematico su questi referendum. Su cose importanti. Mi infilo su Radio 24 a Zanzara, da responsabile del referendum. Ci tengo a ringraziare Giuseppe Cruciani perché ha firmato il conduttore a Zanzara ha firmato i nostri referendum, è venuto al gazebo quando c'era anche Vittorio Sgarbi, altre personalità, e insomma ha sottoscritto, è venuto di persona, ha sottoscritto i nostri referendum, quindi grazie a Giuseppe Cruciani. Sentiamo l'altra telefonata, pronto? Pronto, Alfredo, buongiorno. Ciao. Allora, io ho firmato tutti i referendum, mi manca quello sull'immigrazione, ho contribuito con 50 firme, fra amici e parenti, qualcuno l'ho portato, quindi posso dire di aver fatto il mio dovere. Niente, volevo sapere, siccome sono in giro per lavoro anche oggi, volevo sapere zona Treviglio dove possiamo firmare, solo per quello dell'immigrazione, che gli altri abbiamo firmati tutti. A zona Treviglio dobbiamo andare su vieniafirmare.org. Comunque potete anche contattare lo 0266 234 234. Sì, okay. Adesso in diretta guardiamo in provincia di Bergamo, lo guardiamo insieme con Alfredo. Allora ti lascio direttamente. Sì, anche se c'è da spostarsi qualche chilometro, non è che abbiamo problemi. Certo, un attimo perché lo facciamo proprio in diretta. Va l'elenco completo del gazebo, siamo sulla pagina vieniafirmare.org. Quindi nella Bergamasca. Bergamasca no. Allora, perché stanno aggiornando i gazebo, stiamo aggiornando i gazebo. Ti invitiamo a contattare lo 0266 234 234 che hanno l'elenco completo. Ok. Comunque per il signor Parenzo con la sua polemica, lui manda Al-Qaeda, però noi le dica bisognerebbe farle sapere che basta anche che andiamo in 50 di noi e trovarlo magari. No, vabbè, ma lascia stare, dai, non cadiamo nella polemica, ti ringrazio, ma insomma, Parenzo ci manda Al-Qaeda, noi lo mandiamo a Al-Qaidare. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono io? Sì, buongiorno. Ciao, senti, scusami se ti disturbo, ma
Volevo sapere come mai si firma ancora. Io ho convinta che fosse finito la settimana scorsa. Premetto che io ho firmato il primo giorno e che entro domenica della scorsa settimana sono riuscita a far firmare 12 o 13 persone, non lo so più. E perciò di questo sono molto contenta. Ma si firmano ancora anche quelli della Fornero anche questa settimana? Si firma ancora fino a domenica, fino a domani. Oggi e domani è gazebo, elenco su vienafirmare.org. L'obiettivo, quello che serve alla Cassazione, sono 500.000 firme. Ovviamente noi più ne raccogliamo e meglio è, più ne raccogliamo e meglio è. Certo. No, abbiamo calcolato i tempi. Mi aspettavo che ce ne fossero oltre 1 migliaio io di firme. Lo so, ma nel momento in cui un cittadino viene al gazebo, firma, oppure è andato in comune, ha firmato, dopo queste firme, insomma, è una procedura abbastanza lunga, perché vengono prese, per quanto riguarda la Lega Nord, vengono portate nelle segreterie provinciali, nelle sezioni, vengono controllate, bisogna recuperare il certificato di iscrizione alla lista elettorale. Poi da lì, che ne so, sono state raccolte ad Alessandria. Da Alessandria partono, vengono portate dai nostri militanti qui in via Bellerio. Vengono tutte controllate, perché noi in Cassazione le vogliamo portare assolutamente in ordine, perfette, con ogni nome, ogni firma deve avere il proprio certificato elettorale. E quindi è un lavoro, insomma abbastanza lungo. Abbiamo deciso di fare una gazzebata nei capoluoghi di provincia, anche nei luoghi di villeggiatura, oggi e domani. Va bene, grazie. Ti ringrazio, scusa il disturbo, ciao, buona giornata. Ma quelle disturbo, nessun disturbo. Però, insomma, c'è dietro un lavorone, Alfredo, che diciamola ringrazio tutti i ragazzi e le persone stanno lavorando anche in questo momento qui a Bellerio. Oggi è super attiva operativa la nostra sede. Allora, diciamola a tutti, il lavorone purtroppo è necessario, perché non vogliamo che, come ha fatto Crozza all'epoca del referendum online del Veneto, poi se ne è uscito dicendo erano firme false che arrivavano dall'estero, eccetera, eccetera. Quindi le nostre firme devono essere tutte certificate, dalla prima all'ultima. Poi, seconda cosa, io tante volte ve l'ho buttata lì la frase, attenzione, perché non è soltanto una raccolta firme per il referendum, è un segnale forte che noi stiamo dando a questo governo, per cui se di firme non è che noi arrivati a 500.000 ci sediamo e diciamo basta, se ne arrivano 1 milione, meglio ancora, perché a quel punto tutti i giornali, il governo Renzi e tutti i politici non potranno dire vabbè, niente, 500.000 firme eccetera, dovranno dire qui 1 milione di persone hanno detto no a 6 cose ingiuste fatte dagli altri governi, quindi attenzione che c'è anche questa cosa, perché sennò poi la stampa non pubblica niente, c'è anche questo risvolto che non va sottovalutato. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Udine. Sì. Allora, ho cercato di fare del mio meglio, devo dire, del mio paese, per poter poi riuscire anche a far firmare tanta gente, anche perché le liste non erano arrivate, ho chiamato tante di quelle volte il numero che avete dato voi per farle arrivare, insomma c'è stato un po' di qualche problemino, alla fine ci siamo riusciti e vedo che la gente sta andando. Però sono arrabbiatissimo con gli italiani, veramente arrabbiato, perché vedo che a questo punto i risultati, qualcosa nell'intelligenza non è ancora scattata. E adesso dico una cosa un po' cattiva, nel senso che a me quello che ho sentito dell'architetto, cosa è successo, eccetera, eccetera, dell'incidente, io sono arrivato al punto di dire, io spero che quello che subisce queste cose, spero che abbia votato per quello che praticamente ha fatto sì che accadessero queste cose. Io spero solo che quando gli capita qualcosa di male, capita uno di loro, perché finché non capita loro non lo capiranno mai, perché pensano di vivere in un altro mondo. Però dopo bisogna farsi anche un esame di coscienza, perché io onestamente, quando poi alle elezioni europee ho convinto 10 persone parlandogli dei programmi, eccetera, eccetera, questi sono andati là, si sono visti ittosi, e più di qualcuno, devo dire 5-6 mi hanno detto guarda che io Tosi non lo voto. Ed è successo questo, cioè dobbiamo farci anche un esame di coscienza, c'è un qualcosa dietro, che lui abbia torto, lui abbia ragione, non lo so, qualcosa c'è, però dico, non facciamo che dopo facciamo tutto questo lavoro, facciamo tutti quanti che lavoriamo per un certo senso e dopo ai vertici qualcuno sceglie anche per noi, perché non mi sta più bene neanche questo. Allora io sono convinto che ce la possiamo fare, ma dobbiamo stare attenti, specialmente poi chi deve scegliere. Grazie, salve. Comunque ora Tosi mica Tosi, io ricordo una cosa, la linea la dà Matteo Salvini, poi uno può avere la simpatia per un candidato piuttosto che per un altro, ma io non ho capito qualche passaggio. Comunque sulla linea del movimento c'è stato un congresso federale che ha eletto un segretario federale ed è lui che dà la linea, quindi insomma è stata data una linea nel congresso votata dei delegati presenti, e il segretario federale ha un mandato assolutamente chiaro.
No, sai, qualcuno ce l'ha con Tosi perché ha incontrato la Kyenge, perché ha la fascia tricolore, ma quello è l'aspetto esteriore, cioè allora arriva la Kyenge qui a Radio Padania, che facciamo? La lasciamo fuori? No, anzi, venga la Kyenge a parlare ai microfoni, che apriamo i microfoni. Ma avrà firmato la Kyenge? Il referendum, soprattutto per l'abolizione. Io penso ai referendum, sai che sì, hai ragione. Sono unidirezionali, infatti adesso ti saluto e devo tornare a controllare le firme. Guarda, veramente, li voglio ringraziare di cuore, i militanti del gazebo, i volontari del gazebo, chi sta lavorando qua, ma anche quei militanti, quei volontari che stanno lavorando in questo momento e ci stanno ascoltando dalle sedi della Lega, perché stanno facendo lo stesso lavoro di recupero moduli, certificati, eccetera, li stanno preparando, ce li stanno mandando. Qui in via Bellerio li invitiamo, Guarda, li ringraziamo particolarmente perché, diciamolo fuori di dentro. Prima arrivano qua, poi meglio è. Insomma, è un lavoro palloso. Sarebbe più bello andarsene in giro, che c'è una bella giornata di sole, oppure guardarsi le partite. I nostri militanti sono qui che lavorano per aiutare il paese. Quindi, tanto di cappello a tutti questi ragazzi e ragazze. E la nostra gente. Ciao Alfredo, ciao. Buona conduzione. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Vieni a firmare.org, mi raccomando, ultimi 2 giorni. Ciao a tutti. Grazie Eugenio. Un'altra telefonata, pronto? Ciao. Sì, vorrei intervenire brevemente sul discorso della Zanzara. Sì. Premesso che io considero Parenzo il Di Pietro di Cruciani, nel senso che Di Pietro credo che, io spero almeno che tutte le mattine abbia il buon gusto di ringraziare a Bettino Craxi di essere vissuto, perché se non fosse vissuto Bettino Craxi sarebbe ancora a decidere in qualche procura di periferia su prostituzione e droga, mentre al posto di avere 50 appartamenti. Stessa cosa per Parenzo. Io spero che tutte le mattine ringrazi davanti allo specchio Cruciani, perché se non ci fosse stato Cruciani, Parenzo non sapremmo neanche chi è e chi sarebbe stato, perché proprio quello che dice sono una serie infinita di castronerie, di coglionate incredibili. Ma quello che sostanzialmente vorrei chiederti, perché in quella trasmissione, quando la sento raramente, ma una volta la sento, soprattutto a mezzanotte quando metto la radio sveglia, la rifanno, no? Praticamente esiste una sponsorizzazione continua, io ti dico continua perché è una trasmissione su 2, della droga. Tutte le volte che c'è qualcuno con cui parla, Cruciani dice: ma tu te le fai le canne? Ma perché non te le fai? Ma di la verità, fatele che fanno bene. Io quello che vorrei chiederti, ma non c'è una authority che controlli, a parte che è vietato fare pubblicità del fumo, no? È proprio vietato. Ecco, ma figurati quella delle droghe. Cioè lui dice a tutti continuativamente, credimi, perché l'unica cosa che io sento in questa trasmissione raramente quando accendo questa frase: ma tu te le fai le canne? Ma perché non te le fai? Ma dimmi la verità, te le fai le canne? Ma perché non te le fai? Cioè io vorrei capire se non esiste un'authority che controlli una cosa del genere, che secondo me è di una gravità incredibile. Ecco, tutto qui. Ti ringrazio. Allora, adesso è tutto chiaro, chissà quante se ne fatte. Vabbè, dai, l'ultima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, allora io sono Rosetta di Barasso. Sì. Mi chiedo, quelli ricchi pensionati, no? Quelli che hanno una bella pensione, vanno all'estero, comprano una casetta, si stabiliscono là, portano via l'economia di qua, giusto? Certo. Ecco. E se tutti fanno così, col tempo, rimangono quei 4 poveretti di operai che devono pagare per loro. Perché le casse dell'Inps dopo si vuota se non c'è il giro di soldi. Certo. Ecco, io mi chiedo questo, aiutatemi a capire perché... Va bene, grazie, buona giornata. Un tema molto, accidenti, forte, siamo quasi in chiusura. Allora, è chiaro che chi se ne va all'estero, è ovvio, viene a mancare qualcosa nel nostro paese, però c'è anche da dire che questo paese non fa nulla, ma nulla, per far restare sul territorio le persone, i pensionati, piuttosto che i ragazzi, visto che ne perdiamo qualcosa come il 30% ogni anno se ne vanno all'estero perché non trovano opportunità di lavoro. È chiaro che un paese con una tassazione così alta, dove che non ha riscontro nel resto dell'Europa, addirittura in Inghilterra per legge le tasse non possono superare una certa percentuale, è chiaro che poi la gente se ne scappa all'estero, ma direi che i governi di sinistra non si fanno un problema, tanto hanno già quelli che chiamano i nuovi italiani per rimpiazzarci, dicono che saranno loro che pagheranno le pensioni ai nostri anziani. Io ci credo poco, perché qua i dati ci dicono che gli extracomunitari producono il 10% del PIL e consumano quasi il doppio in servizi sociali, però non so, la sinistra è convinta così,
che devo dire, cioè, onestamente, se qualcuno ha l'opportunità di tagliare la corda e andarsene all'estero, come faccio a biasimarlo? Allora, velocemente qualche sms, Pellegrini lo definisce bambino scemo, eccetera eccetera, vabbè, insomma, sempre su Parenzo. Sammy diceva che Parenzo ha chiesto scusa troppo poco, mi auguro che ci sia una bella denuncia. E poi ancora, ma dirette dai gazebo non li fai? E può essere un'idea. Ancora, speriamo che la nazionale perda, altrimenti i dittatori al governo chi li ferma più? Ci scrive Silvio da Torino. Comunque, a proposito dei gazebo, io invito tutti i nostri militanti che sono ai gazebo e chiamateci voi, poi se nel caso vi richiamiamo e vi facciamo andare in diretta, perché ovviamente noi non possiamo sapere se in quel momento sono tutti presi con le firme eccetera eccetera, quindi magari fatevi vivi. Benissimo, va bene, siamo arrivati alla conclusione, vedo già Alessandro Morelli che così prenderà il mio posto, e allora vi ricordo lunedì Padania Misteriosa 15:30. Io ringrazio la regia, Alfredo Lissoni vi saluta, buona Padania a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la